Il Presidente del Consiglio può dire quello che vuole, parla della sua attività, del Consiglio dei Ministri, ma di certo non delle nostre volontà. Voglio ricordare ai cittadini che il Presidente del Consiglio in questo momento sta semplicemente tentando di fare una bozza da proporci per il contratto da firmare. Quindi diremo noi se ci va bene o no. E non mi risulta neanche che all'interno del Consiglio dei Ministri siano tutti d'accordo su quello che si sta decidendo, per cui non vedo tutta questa euforia, questi festeggiamenti che qualcuno sta facendo. Io non ho visto proprio nulla, mi risulta che i miei colleghi di partito non condividano questo, vedo con stupore che i grillini si vendono la pelle dell'orso prima di aver catturato l'orso, è tutto secondo copione. Non hanno ancora capito che la Costituzione dice che il contratto, cioè l'intesa, va firmata tra il governo e la regione. Se sarà vera autonomia, firmo, se no la rimando al mittente. Questa è la politica del gambero. Dopo vorrei ricordare che sono passati 636 giorni dal giorno del referendum. Abbiamo fatto tutta l'attività propedeutica, l'abbiamo fatta in tempi non sospetti ancora un anno fa. Non è possibile che il governo si riunisca una volta alla settimana e ogni volta disfa quello che ha fatto la settimana prima, perché è una presa in giro. Noi queste farse non ci piacciono. Guarda, io sfido il governo di presentarci un progetto organico di quello che è per loro, per il Presidente del Consiglio, visto che sta lui governando questo aspetto, per loro l'autonomia, perché a tutt'oggi io sento solo micro dichiarazioni, pezzi di intesa che vengono resi pubblici, altri pezzi no, cioè è una roba veramente nella quale è difficile anche orientarsi.